benvenuti a questo secondo incontro dell'Agenda Digitale del Veneto 2025. Oggi siamo a Vicenza, siamo presso l'Innovation Lab promosso dal Comune di Vicenza in collaborazione con Confartigianato Vicenza. Oggi ci occupiamo del digitale nel mondo del lavoro, della formazione e dell'istruzione. Dopo la tappa di Rovigo, eccoci qua dopo una settimana a fare un ulteriore passo per la definizione della nuova agenda digitale. Il programma è serrato anche oggi, quindi lascio subito la parola all'assessore Valeria Porelli, assessore all'innovazione del Comune di Vicenza, che ci presenta le iniziative del Comune, in particolare dell'Innovation Lab, e ci porta i saluti del Sindaco. A lei, assessore. Grazie, buongiorno a tutti. Vi porto i saluti del Sindaco Rucco e dell'intera amministrazione comunale di Vicenza, che è particolarmente sensibile e impegnata sul tema della digitalizzazione, innovazione e semplificazione. Questo perché come amministrazione comunale riteniamo fondamentale erogare dei servizi sempre più efficienti a tutte le fasce della cittadinanza. Venerdì abbiamo inaugurato l'Innovation Lab proprio qui in sede di Confartigianato e come Comune di Vicenza siamo particolarmente fieri di essere i promotori di quella che è l'ambasciata dell'agenda digitale. L'agenda digitale è una delle sfide del prossimo futuro che il Comune di Vicenza ha preso molto sul serio. Qualcuno degli obiettivi prefissati dall'agenda digitale è già stato raggiunto dal Comune, per esempio l'entrata nella NPR, che è l'anagrafe nazionale della popolazione residente, e qualcun altro è in corso di attivazione, di progettazione. Penso per esempio all'archivio digitale che sarà, quando realizzato, uno strumento che consentirà di facilitare l'accesso di tutti i cittadini ai servizi e agli archivi comunali. È doveroso da parte mia ringraziare Confartigianato che ci ha permesso di attivare operativamente questo progetto ambizioso che è l'Innovation Lab e prima di tutto la Regione Veneto che grazie ai fondi e alla collaborazione ci ha permesso di realizzarlo e di essere portavoce di questo fondamentale progetto. Grazie a tutti. Bene. Lascio quindi la parola all'assessore Cazzavara, che è l'assessore all'agenda digitale della Regione Veneto. Abbiamo visto nel video come le nuove sfide siano molto impegnative, riguardano un Veneto più attrattivo, un Veneto più sostenibile, un Veneto più comunità, più inclusivo. Come costruirete la nuova agenda digitale del Veneto? Grazie, un buongiorno a tutti. Fa molto piacere ritornare a distanza di qualche giorno dopo l'inaugurazione la scorsa settimana qui a Vicenza, e quindi l'occasione ancora per ringraziare l'amministrazione comunale di Vicenza, la Confartigianato, che ci ha dato questo spazio che ci permette in questo tour che stiamo facendo per le province del Veneto di conoscere come Innovation Lab sta concretamente arrivando nei territori, ognuno interpretandolo in maniera diversa. Abbiamo visto quello di Rovigo, oggi vediamo quello qui di Vicenza, questo magari molto più vicino alle imprese, quello di Rovigo più ai cittadini, un modo che in qualche modo risponde, e credo che sia la forza di questo progetto, anche ai territori. Territori che stiamo cercando di coinvolgere, e quindi la volontà attraverso questa duplice occasione, quella di vedere fisicamente questi Innovation Lab e dall'altro di utilizzarli come piattaforma per la nuova agenda digitale 2025, è proprio quello che ci prefiggiamo. E quindi l'idea è che questa nuova programmazione possa venire dai territori, possa essere condivisa da chi deve poi effettivamente utilizzare gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, che sono sempre di più, ma che devono trovare anche una razionalizzazione. E quindi alcuni obiettivi che ci diamo sono proprio questi, cioè quello di far sì che attraverso questi laboratori ci sia la capacità di poi far sintesi da parte della Regione di una serie di progettualità. Ne faccio l'esempio quello più semplice, ma poi ce ne saranno tantissimi nel corso dei prossimi mesi. Stiamo cercando di sviluppare un'app che tenga assieme tutte le app.
Oggi c'è un proliferare, ognuno si sveglia la mattina e la prima cosa che fa si inventa un'app cercando di rispondere al proprio bisogno. Credo che lo scopo principale di una regione come la nostra sia proprio questo, di fare una regia complessiva, di vedere alcune cose che stanno nascendo. Il venerdì scorso proprio abbiamo visto che qui c'è già una creazione di app estremamente interessanti che poi possono essere portate a livello regionale, quindi condivise, farle diventare una buona pratica, ma devono rientrare in una progettualità complessiva che vede una regione capace di fare regia. Deve fare regia poi anche su un altro aspetto, che è quello che speriamo possa vedere una regione come quella del Veneto, capace di creare questi laboratori di innovazione, intercettare anche i fondi del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza. Perché molto se ne è parlato nel corso di questi ultimi mesi, molto probabilmente tanti si sono illusi che arrivassero soldi a pioggia. La prima sensazione è che ci sia una gestione molto centralizzata da parte del governo. Speriamo che comprendano che solo attraverso il coinvolgimento di comuni e regioni si potrà effettivamente spendere bene questi soldi, e soldi che devono poi, secondo noi, arrivare a quella che sarà la funzione e che spero poi emerga nel risultato finale dell'agenda digitale 2025, che vede una regione sempre più capace di essere aggregatore di dati, e quindi questa regione che attraverso una serie di sensori che ha già nel territorio abbia capacità di ricevere dati da più sensori e da più realtà diverse, e poi li abbia modo di interpretarli e restituirli ai cittadini, alle imprese, a chi effettivamente poi questo dato ha bisogno per fare delle scelte che siano consapevoli e che siano supportate anche da un dato che effettivamente ne conferma la bontà delle scelte. Con questo obiettivo, nell'ottica del green e del blu, e quindi della sostenibilità, di quelli che sono i due colori principali del Next Generation EU, è il modo in cui cerchiamo di approcciare questa nuova condivisione di una progettualità che, come dicevo all'inizio, non può essere calata dall'alto, ma deve trovare la capacità di ascolto e di comprendere anche attraverso varie sensibilità. Oggi parleremo in particolar modo di formazione del lavoro, come la tecnologia potrà migliorare la qualità del lavoro di tutti noi. Ma piccola battuta perché merita l'attualità. Credo che poi un po' tutte le istituzioni dovrebbero lavorare in linea, no? Cioè, è difficile vedere un governo che parla o che in qualche modo fa sì che lo smart working venga visto come quelli che non lavorano a casa, ecco. Cioè, bisognerebbe essere un po' più coerenti da questo punto di vista, perché se per 6 mesi abbiamo detto che la nostra vita cambierà completamente perché lo smart working o lo remote working, come qualcuno ne parlava l'altro giorno, è una nuova frontiera, un nuovo modo di affrontare anche il lavoro, magari riuscendo a legarlo non più a orari di lavoro ma ad obiettivi. Poi vedere un ministro che magari ti dice che bisogna tornare tutti quanti a lavorare perché sennò da casa non si fa niente, si gioca alla PlayStation, rischia di essere dei messaggi contraddittori. Noi crediamo invece che attraverso piattaforme abilitanti, attraverso progetti condivisi e che abbiano la capacità di centrare quelli che sono gli obiettivi e non le ore lavoro, si possa effettivamente utilizzare al massimo la tecnologia, che speriamo nei prossimi anni possa essere ulteriormente implementata dal punto di vista infrastrutturale. Il digital divide che il Veneto un po' soffre in attesa della banda ultralarga ci comporta un po' di arrancamento, insomma, digitale. E quindi qualcuno mi dice che devo finire, ho già parlato anche troppo, quindi vi ringrazio veramente tutti, vi auguro una buona giornata. Vedo che i tavoli sono estremamente competenti e capaci di intercettare, credo, quei bisogni che l'agenda digitale dovrà far emergere nel corso di questo tour, e che speriamo prima di fine dell'anno abbia la capacità di dare i primi output. Buon lavoro a tutti, grazie. Grazie a Francesco Calzavara, assessore all'agenda digitale del Veneto. Come avete capito si tratta di una prospettiva strategica ma anche molto operativa, semplificare la vita dei cittadini attraverso l'app unica, ma soprattutto costruita con il territorio. Mi dicono che l'assessore Donazzà è stata
coinvolto in un altro impegno istituzionale che potrebbe raggiungere più tardi via telematica, e quindi salto l'assessore e passo la parola direttamente al dottor Romano, direttore dell'area politica economica, capitale umano e programmazione comunitaria, che ci fa un po' una rassegna sulle attuali politiche regionali e le prospettive future. Passo quindi la parola a Venezia. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, intanto spero che sia una mattina di lavoro positiva. Abbiamo insomma costruito questa mezza giornata tra i due assessorati con l'obiettivo di lavorare e fare una riflessione su come cambia il lavoro, sull'accesso ai servizi, sulle competenze per il futuro e sullo smart working, che sta diventando insomma un tema anche abbastanza appassionante, ma che ovviamente andrebbe definito forse anche meglio. Allora, un velocissimo inquadramento a livello comunitario per sottolineare come la trasformazione digitale creerà moltissimi posti di lavoro, stimolerà la competitività, quindi la pubblica amministrazione ha il dovere di essere pronta da un lato come fornitrice di servizi, perché ovviamente le imprese vanno, il mondo privato va velocissimo, quindi la pubblica amministrazione deve essere in grado di fornire servizi adeguati in termini di digitalizzazione, ma anche in termini di strumenti, di fornire competenze. Ovviamente qui c'è un tema molto importante di un grandissimo divario generazionale tra i nativi digitali e tutto il resto. Pensiamo non soltanto al mondo della scuola, in cui ci sono i nativi digitali che si trovano con insegnanti che ovviamente non lo sono, e quindi qui c'è tutto un tema anche di formazione e di adeguamento delle competenze, quindi sia nel mondo pubblico, nel mondo privato e nel mondo ovviamente dell'education. Ricordo un provvedimento molto importante della Commissione per il tema che ci riguarda, il 2017, che è il pilastro europeo dei diritti sociali, che è un po' quello che sostanzialmente per i diversi fondi, in particolare ovviamente del Fondo Sociale Plus, fissa un po' gli strumenti principali per investire sulle persone, per attuare appunto il pilastro europeo dei diritti sociali. A livello regionale, come insomma molti sanno, la regione tra le prime regioni si è dotata della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Il tema dell'Agenda 2030 è un tema fondamentale che si interseca in maniera molto stretta con quello che si sta facendo a livello nazionale con il PNRR, a livello diciamo territoriale con le politiche di coesione, in particolare con la stesura dei due programmi su cui stiamo lavorando, dell'FSE Plus e del FESR, che vedranno poi un percorso lungo perché ci accompagneranno fino a 2030 proprio con l'Agenda 2030. E qui ovviamente si interseca un po' quello che è successo in questo anno e mezzo, e che voglio ricordare, quello che abbiamo velocemente che abbiamo fatto. Siamo riusciti a mettere in piedi un sistema di formazione a distanza che ha consentito comunque di erogare la formazione sia nelle scuole di formazione professionale che in tutti i percorsi diversi che sono sostenuti o riconosciuti da parte della Regione. Poi magari lo dirà il direttore di Veneto Lavoro, i CPI sono riusciti a erogare servizi online su numeri elevatissimi anche durante tutto questo anno e mezzo, e abbiamo anche sperimentato un nuovo sistema di digitalizzazione dei titoli di studio. Questo lo ricordo e lo dico perché evidentemente in qualche modo c'era già un sistema abbastanza strutturato che ha consentito poi anche in una fase chiaramente di emergenza di erogare una serie insomma di servizi che erano assolutamente necessari. Ricordo anche che tra le cose su cui stiamo lavorando e che si interseca ovviamente, perché poi tutto insomma si interseca col tema del digitale su cui stiamo lavorando, c'è anche la revisione della cosiddetta strategia di specializzazione intelligente per la programmazione 21-27, che è una delle cosiddette condizioni abilitanti, quindi delle condizioni necessarie per poi lavorare sulla prossima programmazione, in particolare del FESR, sul tema della ricerca. E tra l'altro è stato ricordato proprio il luogo in cui siete oggi è stato finanziato proprio dalla programmazione del FESR precedente, con 7 milioni di euro, la giunta regionale, insomma, e poi l'assessorato ovviamente agli CT, l'assessore Calzavalle, eccetera, hanno realizzato poi una serie di innovation a livello territoriale. Questo ovviamente è molto importante e va sottolineato.
Allora, alcune cose che abbiamo fatto, proprio un intervento velocissimo solo per toccare alcuni flash. La Regione ha costituito qualche anno fa un osservatorio sulle professioni digitali, in collaborazione in particolare con l'Università di Padova, sulle professioni digitali, in particolare sulle cosiddette professioni ibride. Questo ovviamente per aiutarci anche nel ruolo di programmazione regionale in un mercato del lavoro che cambia sempre più velocemente, in cui le professioni cambiano sempre più velocemente. Ricordo che col Fondo Sociale nella programmazione 14-20 abbiamo coinvolto circa 300.000 persone, questo dato credo che vada sottolineato, 300.000 persone, di cui circa 88.000 lavoratori e oltre 13.000 imprese. E poi abbiamo fatto tutta una serie di attività e di bandi che ovviamente non ripercorro, sia a sostegno dei lavoratori che degli imprenditori in termini di aggiornamento delle competenze. Qui c'è tutto il tema a cui accennavo prima dei lavoratori di una certa età, che ancora di più devono essere sostenuti in una fase di transizione e di rivoluzione di come è il mercato del lavoro. E poi abbiamo anche fatto una serie di interventi proprio a favore della pubblica amministrazione, proprio nell'ottica di cui insomma accennavo in premessa, rivolta a tutta la pubblica amministrazione, ai comuni, molti interventi per i comuni, anche abbiamo fatto un intervento riguardante il mondo della giustizia e al tema dello smart working, ovviamente questo anche l'anno scorso, e quindi insomma diciamo un obiettivo generale che ci sarà anche nella prossima programmazione, che a mio parere è molto importante, che è quello di sostenere la cosiddetta capacità amministrativa, quindi anche in Veneto, in cui direi abbiamo un servizio che è buono a livello di pubblica amministrazione, ma la Regione Veneto ha deciso di investire ancora anche sul settore pubblico, anche se la gran parte degli interventi dei fondi e di politiche di coesione ovviamente va verso il settore privato, proprio per avere un sistema pubblico che funzioni meglio, per dare un miglior servizio alle nostre imprese, ai nostri cittadini, ai nostri studenti. Prospettive future, ovviamente qui alcune sfide sono molto chiare. C'è una transizione verde, una transizione digitale. Questo elemento ovviamente lo vediamo già adesso davanti, e c'è un altro cambiamento molto importante di cui si parla molto meno, che è il cambiamento demografico. È chiaro che con l'invecchiamento progressivo della popolazione ci sono moltissime dinamiche che cambiano, non solo in futuro forse trovare anche giovani che vengono inseriti nelle nostre aziende, ma ad esempio ci sono anche nuove professioni che emergeranno, che saranno più rilevanti, ad esempio il settore sanitario, il settore dell'assistenza, il settore delle cosiddette economie d'argento, quindi tutti i servizi rivolti a persone più anziane. C'è il tema dell'economia circolare, ovviamente della sostenibilità, dello sviluppo economico sostenibile. C'è il tema della robotica, dell'intelligenza artificiale, quindi sostanzialmente un insieme di fattori veramente rilevanti che stanno cambiando tutti in modo velocissimo e che impongono sostanzialmente alla Regione, che prima di tutto un ente che fa programmazione, è quello ovviamente di andare a vedere, a rivedere le politiche con una collaborazione istituzionale fortissima, sia a livello di rapporti istituzionali pubblici, tra regioni, comuni, enti locali, ovviamente lo Stato, i ministeri che gestiranno la grandissima parte delle risorse del PNRR, sia a livello territoriale con il partenariato, ma in generale con tutti i soggetti che poi sono effettivamente parte di un processo molto ampio. Quindi insomma questo è un po' il quadro, e ovviamente dalla giornata di oggi e poi ovviamente dal lavoro che i colleghi dell'assessorato ci stanno facendo, ovviamente ci aspettiamo di avere anche insomma un supporto nella programmazione dei prossimi anni. Quindi grazie a tutti e buon lavoro. Grazie al dottor Romano, che ci ha dato delle prospettive interessanti sul futuro, mettendo in evidenza non solo sfide, quella della sostenibilità, del digitale, dell'economia circolare, che ormai si leggono sui giornali, ma anche sottolineando un tema estremamente cruciale, che è la questione demografica. Passo la parola adesso a Cristina Pozzi, a cui abbiamo fatto una domanda e faremo una domanda semplicissima. Come cambierà il lavoro e la formazione nei prossimi 5 anni? E magari ci racconti anche che cos'è Treccani Futura.
A te, Cristina. Volentieri. Grazie, intanto domanda semplicissima, no? Giusto? Fantastico. Io sono Cristina Pozzi e da marzo insieme ad Andrea Dusi e al nostro team siamo a capo di una nuova entità, si chiama Treccani Futura, che abbiamo peraltro portato con una sede in Veneto a Verona. È una nuova entità di Treccani che si pone l'obiettivo di innovare nel mondo dell'educazione, della formazione a 360 gradi, quindi di essere un po' il punto di riferimento per tutti i cittadini a ogni età per formarsi, acquisire le competenze che servono per il presente, per la contemporaneità, ma soprattutto per il futuro. E quindi lo noterete, io vi parlerò soprattutto da un punto di vista di chi vede nella cultura, nel cambiamento educativo e formativo di fatto la risposta per affrontare le grandi sfide che abbiamo sentito e che abbiamo di fronte oggi. Io ho preparato anche qualche slide, quindi chiedo alla regia se è possibile proiettarle. E vedrete dalla prima slide che la prendiamo un po' larga, nel senso che io parto in realtà con uno sguardo al passato e vi porto per un attimo, prometto, poi torniamo nel presente e nel futuro, nel 1630. Siamo a Milano e se qualcuno di voi ricorda le pagine di Manzoni dei Promessi Sposi, è un momento nel quale a Milano c'è la peste. Direte, se questa arriva, deve parlare di futuro e di digitalizzazione, parte con questa cosa così negativa. Ma perché ve lo racconto? Perché c'è un aneddoto che credo che ci mostri in maniera molto chiara la differenza tra quello che era il mondo passato e quello che è il mondo oggi con la digitalizzazione. Qui il governatore è andato in guerra, c'è la guerra dei 30 anni, ha lasciato il suo vice governatore a Milano, si chiama Ferrer, e magari chissà, forse è invidioso del governatore che è in guerra perché lui si trova a gestire la peste a Milano e sappiamo che è una peste tragica. E quindi non sa più come prenderla, non sa più cosa fare, non ha idea di cosa serva fare per combattere questo flagello. Quindi a un certo punto va dal cardinale Borromeo e riesce a convincerlo, nonostante la sua reticenza, che la soluzione è quella di fare una grande processione per le strade di Milano per chiedere il supporto di San Carlo, che sicuramente interverrà in qualche modo per aiutare la popolazione a uscire da questa situazione. Un po' probabilmente ci credeva sul serio, quindi pensava che ci potesse essere la possibilità di un miracolo attraverso questa richiesta di intercessione, un po' probabilmente voleva anche calmare la popolazione, far vedere che sì, qualcosa si sta facendo, non è che siamo qui con le mani in mano di fronte alla peste. Vi lascio immaginare il risultato di questa processione, provate a immaginare se ci avessero detto in tempi di pandemia andiamo tutti per strada, tutti insieme vicini, senza protezioni e preghiamo e speriamo che questa peste passi. Ovviamente il risultato, ahimè, è tragico, quindi aumentano notevolmente le morti, soprattutto tra donne, anziani, bambini, insomma tutti coloro che avevano partecipato a questa grandissima processione. Perché parto da qui? Perché in realtà non è stato molto diverso nemmeno in periodi di epidemie o pandemie più recenti rispetto a questa che è del 1630. La prima volta in cui di fatto una pandemia è stata affrontata in maniera completamente diversa è stata quella del Covid-19. Perché? Perché avevamo e abbiamo strumenti differenti. Siamo, potremmo dire probabilmente, a questo punto a pieno titolo, in una nuova epoca. Cioè, prima della pandemia come l'abbiamo vissuta noi, una pandemia significava da subito carestia, nessuno poteva più andare a coltivare i campi perché si stava male e quindi nessuno coltivava, quindi da subito non si mangiava nemmeno e le due cose si sommavano. Non si poteva lavorare, non si poteva, figuriamoci, andare a scuola. Adesso ci lamentiamo, le colpe della DAD. No, le colpe nonostante la DAD della pandemia. Nessuno avrebbe mai pensato di poter dare una continuità all'istruzione e così via. Insomma, potete immaginare tutte le cose che abbiamo potuto fare per via del fatto che avevamo strumenti nuovi, tra cui velocizzare tantissimo, ad esempio,
la ricerca scientifica per scoprire cos'era alla base di questa pandemia, per creare un vaccino, per lavorare a livello internazionale con una collaborazione globale veramente straordinaria per mettere insieme i nostri cervelli, le nostre conoscenze e arrivare a delle possibili soluzioni comuni. Quindi siamo a pieno titolo in una nuova epoca. Già molti di noi lo dicevano prima, oggi diciamo che non possiamo più negarlo. E cosa succede quando si entra in una nuova epoca? Bene, visto che siamo in una nuova epoca possiamo passare anche di slide a qualcosa di più divertente rispetto a questa immagine tragica della peste, e volendo possiamo passare anche alla slide successiva. Perché? Perché la nuova epoca è anche un momento nel quale ci troviamo di fronte delle sfide enormi. Quindi immaginiamoci appunto di dover salire questa scalinata ed essere così piccoli come quel bambino nella slide. Potremmo dire che quando si passa da un'epoca a un'altra, quello che succede è che ci si trova a risolvere con strumenti nuovi e in modi nuovi i problemi e le sfide che l'epoca precedente ci ha lasciato in eredità, che non è riuscita a risolvere o che addirittura ha causato. E allora sì, oltre a notare, diciamo, col senso comune, con la nostra, con l'esperienza che abbiamo avuto del modo di affrontare una pandemia oggi rispetto al passato, possiamo sicuramente anche provare a guardarla da questo punto di vista. Quindi proviamo a guardare con gli occhi, diciamo così, della digitalizzazione del nuovo mondo anche queste grandi sfide. Ce ne sono tantissime, alcune sono state citate, ma pensiamo anche alle grandi diseguaglianze create dai modelli economici oggi dominanti, al problema dell'emergenza climatica, appunto i temi demografici da affrontare e così via. Bene, possiamo farlo e dobbiamo farlo però con un occhio diverso, li possiamo affrontare, ma proprio perché siamo in una nuova epoca, un'epoca dove non solo c'è il digitale, ma qualcuno dice che è l'epoca delle tecnologie intelligenti. Cioè se ogni epoca, anche ciclo economico in qualche modo, ha alla sua base degli strumenti che cambiano, quindi può essere l'acciaio, può essere il carbone, può essere oggi le tecnologie intelligenti, ecco, oggi abbiamo queste a disposizione per affrontare questi temi. Ma per farlo dobbiamo abilitarci, abilitare, velocizzare questo passaggio e soprattutto cercare di farlo, se una delle sfide che ci lascia il passato è quella delle diseguaglianze, in modo da permettere a tutti di partecipare a questo passaggio e a questo cambiamento. E questo credo poi che sia la sfida più grande di tutte, quindi fare sì che tutti possano avere le competenze giuste, avere la capacità anche di cambiare, e torno alla mia premessa, la guardo dal punto di vista culturale, no? La propria mentalità e la propria cultura, perché poi di fatto è questo soprattutto che ci serve in questo momento. E quali sono le sfide? Una carrellata veloce per capire come le possiamo affrontare, perché ci siamo chiesti come cambierà il mondo del lavoro e della formazione nei prossimi 5 anni con la digitalizzazione. Cambierà, può cambiare in positivo, però piccolo passo indietro, cambierà se lo abilitiamo affrontando determinate sfide. E quindi proviamo a vederle, quindi passando alla prima slide, ovviamente la prima che ci viene in mente e che abbiamo anche già sentito prima che arrivassi qua io, è sicuramente il tema delle professionalità. Abbiamo aziende che vogliono e possono entrare in questo nuovo mondo digitale, in questa nuova epoca delle tecnologie intelligenti, e che cercano persone che abbiano le competenze per traghettarle in quella direzione. Viceversa abbiamo persone che ancora arrivano da un mondo che le ha formate per fare qualcos'altro, e quindi dobbiamo fare in modo che domanda e offerta si incontrino, e quindi questo sicuramente è il primissimo tema. Se cambierà e cambierà in positivo il nostro modo di lavorare, cambierà solo se ci saranno tutti gli strumenti per affrontare questo tipo di passaggio, quindi riuscire a far parlare aziende
e percorsi tradizionali dell'educazione e della formazione, potenziare, cosa che stiamo facendo. Quindi quando sentiamo che si dice potenziamo e abilitiamo di più anche gli istituti professionali, quelli tecnici, assolutamente questa è una delle cose fondamentali, perché se vogliamo che ci sia quel cambiamento già nei prossimi 5 anni serve cominciare anche ad abilitare le persone per partecipare in questo senso, quindi le aziende a trovare il personale e viceversa le persone che sono in Italia o che arrivano in Italia. Qui adesso non voglio entrare in discussioni politiche, ma c'è anche una grande opportunità di persone che vengono nel nostro paese e che possono essere anche a volte velocemente formate per ricoprire ruoli che ad oggi ci mancano, anche nel digitale. Pensiamo al mondo della programmazione, ci sono corsi che si possono fare anche in 6 mesi e chiedo a qualunque azienda quanto tempo ci mette a trovare un buon programmatore, anche per le cose più basilari. Ce ne sono pochi, si fanno pagare tanto, formiamoli e facciamolo. In Germania c'è una bellissima no profit, per esempio, che fa proprio questo, forma coloro che arrivano, i rifugiati, e li porta nelle aziende a lavorare. Quindi facciamolo con i nostri cittadini e con chi ha l'ambizione di diventarlo. Questo è il mio punto di vista. Però abbiamo tante altre sfide. Questo vorrebbe dire guardare al digitale solo dal punto di vista più ovvio, quello che abbiamo di fronte, no? Ci mancano le professionalità subito, ma possiamo guardarla anche un po' più nel lungo periodo. Quindi proviamo a vedere la seconda sfida che abbiamo di fronte. E poi dicevo carrellata, quindi proverò ad andare un po' più veloce. Chiedo alla regia se è possibile andare avanti. Benissimo, la seconda sfida è quella dei modelli organizzativi. Questa è importantissima. Questo è proprio un cambiamento culturale che richiede tempo, ma sul quale dobbiamo iniziare a lavorare da subito. Se vogliamo che il cosiddetto smart working funzioni, non ce n'è, dobbiamo rivedere completamente i nostri modelli organizzativi, perché finché ci valutiamo sulla presenza fisica in ufficio, finché c'è il capo e sotto ci sono le persone in una forma piramidale, tutti gli elementi di un'organizzazione, che in realtà invece sono cellule, diciamo così, di un organismo, che possono prendere indipendentemente autonomia ed essere responsabili, ognuna del proprio ambito, non riescono a farlo. E invece, guarda caso, il digitale, un modo di lavorare diverso, abilitato dal digitale, permette alle organizzazioni di diventare più orizzontali, di avere persone più responsabili e, guarda un po', anche più motivate per il fatto di poter essere autonome nel proprio ambito e nel proprio lavoro. Però è chiaro che questo è un cambiamento organizzativo enorme che richiede un passaggio culturale di tutta l'azienda e che non è qualcosa che si fa in un giorno. Però questa è una delle sfide su cui c'è molto da lavorare, quindi in termini di formazione per le aziende sicuramente è uno dei temi principali, come cambiare i modelli di leadership e organizzativi. Purtroppo le sfide sono tante altre, quindi proviamo ad andare oltre. Ovviamente questa è un'altra sfida culturale enorme. Cultura dei dati, prima ho sentito dire dobbiamo prendere decisioni migliori, no? Partire dai dati e giustificarle sulla base del fatto che siamo partiti dai dati. Quante aziende oggi davvero prendono decisioni sulla base dei dati e non magari sulla base dell'intuito o di cosa si è fatto precedentemente fino ad oggi e della propria concezione di come funziona il mercato? Ecco, questo è un altro cambiamento culturale che deve avvenire all'interno di tutte le aziende. Perché anziché raccontarvi come cambierà il mondo del lavoro vi racconto queste cose, perché io posso dirvi cambierà, diventeremo tutti che lavoriamo in smart working, usiamo le piattaforme, prendiamo decisioni utilizzando gli algoritmi, siamo molto più efficienti, sì, però senza queste fondamenta non ci arriviamo, no? Quindi ho preferito andare proprio in questa direzione. Le sfide sono anche altre, come dicevo. Proviamo a passare alla prossima slide. Non sono solo aziendali, si va anche un po' più alla fonte, no? Sul mondo dell'educazione, quindi ovviamente le sfide aziendali ci permettono di lavorare più sul breve periodo, se vogliamo, anche se sono sfide culturali lunghe. Dall'altro lato dobbiamo investire poi da subito all'inizio dei nostri percorsi educativi.
Le competenze devono essere diffuse non solo in azienda, anche tra i cittadini, perché ovviamente semplificare l'accesso a tutta una serie di strumenti passa anche dalla capacità delle persone di utilizzare quegli strumenti. Quindi si parla di cittadinanza digitale e qui mi aggancio, no? Allargo un po' il punto di vista, non solo diffondendo all'interno dell'azienda una cultura dei dati e le competenze digitali minime necessarie per utilizzare le tecnologie che possono permetterci di cambiare quel modo di lavorare, di cambiare il modo in cui valutiamo le nostre performance e così via, però è chiaro che questo riguarda anche tutti, no? Prima dicevo la più grande sfida è quella della diseguaglianza, i cittadini di tutte le età, di tutta la geografia italiana devono poter partecipare a questo cambiamento, devono poter avere accesso a internet, e questo non è una competenza ma è una cosa basilare, e con quell'internet devono poter interagire con l'amministrazione locale o nazionale in maniera facile e per loro comprensibile. Sappiamo che non sempre è così e quindi questo giustamente è una anche delle priorità che stiamo mettendo sul piatto, no? Dal punto di vista degli investimenti, però non va dimenticata. E poi andiamo un po' più a ritroso nel mondo educativo ovviamente, e quindi chiedo di passare alla prossima sfida. Questa ci aiuta a fare un po' il ponte tra il mondo del lavoro e anche le nostre competenze, il modo in cui siamo formati. Questa, ho messo una slide che ci porta l'esempio di un progetto secondo me molto interessante che sta portando avanti il World Economic Forum, che è quello di creare anche un linguaggio comune. Perché? Perché in due mondi così diversi, quello magari del digitale e di nuove professioni e quello da cui noi arriviamo, non è detto che noi singolarmente, individualmente siamo in grado di capire che le nostre competenze sono adatte a fare quell'altro lavoro lì che il digitale mi sta offrendo e che magari mi basterebbe cambiare del 20% il mio curriculum per avere accesso a un mondo totalmente diverso, perché non c'è un linguaggio comune da questo punto di vista. Ad esempio, da questo progetto, tra le altre cose, è venuta fuori un'analisi che mostrava come in tempo di pandemia magari chi faceva il cameriere o aveva molto a che fare col pubblico e che non poteva lavorare in quel momento, aveva magari il 90% delle competenze adatte a lavorare nel mondo dei call center o dell'assistenza clienti via digitale, che invece stava scoppiando perché c'erano un sacco di servizi offerti in digitale e tante persone che magari non li sapevano usare al meglio. E però aveva già le competenze giuste, ma non ci avrebbe mai pensato magari di fare quel lavoro lì. Quindi abilitare questo passaggio, questa è una cosa che deve avvenire a livello proprio strutturale, passa da un linguaggio comune sulle competenze. Quindi come certifichiamo le nostre competenze, come le valutiamo. Non ci serve più solo sapere le competenze, quelle che si dice in inglese hard, no? Quindi so programmare e questo si sa, so usare C++, invento come linguaggio di programmazione, te lo certifico e siamo a posto. No, ci sono altre competenze sulle quali ci dobbiamo interrogare il più possibile, perché sono quelle che ci permettono di fare questi passaggi e dobbiamo trovare un linguaggio che ci permetta di farli e di agevolare le persone nel comprendere anche quale può essere il loro percorso. E cittadinanza digitale, che ho già citato, ovviamente è l'altra sfida e parte però, come vedete da questa immagine, fin dalla scuola. Quindi prima ho parlato soprattutto dei cittadini di qualunque età che devono accedere a una serie di servizi. Ovviamente a scuola dobbiamo e possiamo portare il digitale in moltissimi modi. Tra le priorità anche del PNRR, non solo, c'è quella di portare queste cose fin dalle elementari, il coding, che può essere un modo non tanto per diventare un programmatore da grande, quanto per comprendere il linguaggio del mondo digitale. Quindi questo ovviamente è un tema importantissimo. Però il digitale a scuola, e con questo poi arriviamo in fondo alle grandi sfide, che è soprattutto poi quello che ci spiega meglio come cambierà il nostro mondo da qua a 5 anni, a 10, 20, 30, dobbiamo interrogarci anche come usare il digitale a scuola o sul lavoro, e io credo che le due cose abbiano di fatto molte cose in comune. E quindi chiedo di passare alla slide ancora successiva, perché
sicuramente non è questo quello che vogliamo fare, no? Quando diciamo usiamo il digitale in classe. Non vogliamo certo mettere un computer a insegnare ai nostri figli e non vogliamo nemmeno che il lavoro si tramuti in ma l'abbiamo detto tante volte in questo periodo, no? Fare le stesse cose che facevamo prima, ma semplicemente con un mezzo diverso. No? Dobbiamo cambiare cultura, cambiare il modo in cui lo facciamo. E quindi chiedo l'ultima slide. Questo è un bel modello che si usa nel mondo dell'educazione, ma che credo che sia di fatto adattissimo anche al mondo del lavoro, affrontare questo passaggio digitale, di utilizzo del digitale con una profonda conoscenza del mezzo. Questo è un modello che ci fa vedere come io posso usare lo strumento digitale in modi diversi, posso semplicemente sostituire, mi metto su Zoom o su Teams o con quello che è e faccio la mia lezione ai miei studenti. Sto facendo la stessa identica cosa anziché in classe attraverso il computer. Quindi sto semplicemente sostituendo, parto dal basso e salgo, no? Però dal basso fino alla ridefinizione totale del modo in cui io svolgo quell'attività ci sono tanti stadi e questi sono quelli su cui dobbiamo investire a livello culturale in azienda. Se abbiamo le competenze digitali, la capacità di scegliere coi dati, tutte quelle cose che abbiamo visto arrivando fino a qui a quest'ultima slide, possiamo pian piano salire su questa scala e magari accorgerci, non so, banalmente, siamo 2 insegnanti che hanno da fare 3 ore, io le prime 2 e l'altro quella successiva in classe, anziché fare come facciamo normalmente in classe, io le 2 e l'altra fa le 3, magari facciamo una lezione insieme completamente diversa su Zoom perché il digitale ci permette di farlo, dividiamo i ragazzi in gruppi, gli facciamo fare dei lavori da soli, poi li riprendiamo, facciamo una cosa interdisciplinare, perché il digitale ci permette di fare le cose in modo diverso. Oppure ancora, magari siamo direttamente in classe e usiamo sia il computer che la lavagna elettronica che il fatto di essere presenti insieme e di poter fruire di attività che se no in digitale non si riescono a fare. E c'è una bella differenza tra i modi diversi di usare, quindi cambierà, sì, arriveremo alla ridefinizione, sì, ci arriveremo da qua ai prossimi 5 anni se investiremo soprattutto sulla parte culturale e di conoscenza di questi mezzi che ci aiuta a ridefinire completamente il modo in cui lavoriamo o studiamo. E quindi dobbiamo anche essere coraggiosi e aperti e pronti a metterci in gioco completamente. So che il mio tempo è finito, quindi mi fermo. No. Grazie a Cristina. Il tuo intervento è stato molto stimolante. Prima di passare alla seconda parte, mentre guardavo queste sfide che tu ci hai proposto, che sono sfide molto anche organizzative, mi veniva in mente che il nostro assessore è anche assessore all'organizzazione del personale della Regione Veneto, quindi di una grande organizzazione. Come ci fa a importare queste sfide nell'ambito di un'organizzazione pubblica per aprirla a questo mondo di cambiamento, assessore? Oddio. Beh, bella domanda, insomma oggi ero qui come assessore all'innovazione, non come al personale, quindi resetto. No, ma lo si fa secondo me con una trasformazione che è un po' quello che dicevo all'inizio, cioè, secondo me dovremmo avere sempre più, ma questo fa parte più di un percorso mio personale da amministratore locale, dove la capacità della politica di definire gli obiettivi e di trasmetterli ai dirigenti e poi per caduta a tutto il personale della regione è essenziale. Avere capacità di individuare dove voglio arrivare e avere strumenti per pesarti se effettivamente riesci a raggiungere questi obiettivi e su questo riconoscerti dei premi. Questo dovrebbe creare quel percorso di condivisione tra la parte politica e la parte gestionale di una regione o di un ente, che permette da questo punto di vista di avere un approccio completamente diverso, che era quello, e allora sì, il remote working, lo smart working non è più un problema, no? Perché non è più una questione di timbro il cartellino, ma è la capacità, però è la cosa più difficile, che la politica riesca a individuare realmente quelli che sono gli obiettivi da raggiungere. Il rischio in alcuni casi è che si continui ad andare così, perché è sempre andata così, e si abbia la difficoltà di modificare un pensiero che poi deve trovare quelle strutture, quella capacità di innovazione anche dal punto di vista dei modelli organizzativi, di valorizzare le competenze. Però secondo me se non c'è la politica che individua
gli obiettivi è difficile modificare poi il modello organizzativo, perché c'è il rischio che si vada avanti per cose già viste. Oggi invece tutto quello che sta arrivando dal punto di vista dell'innovazione digitale è una sfida che non possiamo non cogliere e cercare di utilizzare questi strumenti proprio per avere anche nuovi elementi di valutazione, perché poi credo che queste cose dovrebbero permetterci di avere un tracciamento di quello che si fa e alla fine dell'anno in maniera molto semplice dire sei arrivato o non sei arrivato, ma proprio con quei cruscotti che ormai molti di voi usano all'interno della pubblica amministrazione, che dovrebbero essere estesi a tutti i dipendenti pubblici e che poi devono dare quel feedback al politico per dire sì, effettivamente siamo arrivati all'obiettivo che ci eravamo prefissi, sì, è giusto che tu sia premiato anche dal punto di vista economico. Bene, grazie. Con questo intervento inizia la seconda parte della nostra mattinata, il laboratorio di co-design. Prima di iniziare, due sentiti ringraziamenti. Uno alla struttura del dottor Romano, che ci ha aiutato attivamente a costruire la giornata di oggi, e ovviamente ai tre moderatori. Quindi li cito in ordine alfabetico: Tiziano Barone, che sarà il moderatore del tavolo 1, Gianni Martari, che sarà il moderatore e facilitatore del tavolo 2, e Carlo Pasqualetto, che invece gestirà per il tavolo numero 3. Vi ricordo che troverete nella chat i tre link per entrare nelle tre stanze dedicate ai tre tavoli. Il primo tavolo, quello moderato, facilitato dal dottor Barone, ha il titolo Accesso ai servizi attraverso l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale. Il tavolo 2, gestito invece da Gianni Martari, ha il titolo Competenze del futuro per sostenere transizioni di lavoratori e di imprese. Il titolo 3, Dematerializzazione e smart working, impatto sulle organizzazioni. Ovviamente sono tavoli in cui il facilitatore farà una breve introduzione, ma l'obiettivo di questi momenti, di quest'ora di lavoro, è quello di raccogliere spunti, indicazioni, progettualità da tutti gli operatori, dai stakeholder che partecipano a questi tavoli, per poi costruire assieme l'agenda digitale. Lo diceva prima bene sia l'assessore Calzavara che il dottor Romano: si tratta di costruire un documento strategico che poi sia anche in grado di raccogliere e finalizzare risorse della nuova programmazione europea, la 2021-2028, e anche ovviamente in grado di finalizzare risorse del PNRR. Quindi sono le 11:20, siamo in leggero anticipo, ma io direi che possiamo, vedo i link già nella chat, quindi nel ringraziare i tre moderatori attiviamo le tre stanze dedicate. Ci vediamo alle 12:30 in plenaria per la chiusura dei lavori. Buona giornata, buon lavoro e ci vediamo fra un'ora. Ben ritrovati a tutti, sono le 12:35, come promesso ci troviamo qui per restituire i lavori dei tre gruppi dei tre tavoli. Prima di partire vi ricordo di rispondere al questionario che adesso vi comparirà in sovraimpressione, che ci aiuterà nel costruire la nuova agenda digitale. Sono 5 domande che ci aiuteranno a capire anche un po' i trend e i sentiment del momento di tutte le persone che stiamo coinvolgendo in questo lavoro. In più vi ricordo che abbiamo lanciato il nuovo sito dell'agenda digitale del Veneto, all'interno del quale trovate anche uno spazio dedicato alla presentazione delle vostre idee in maniera più articolata.
E vedo già i moderatori, facilitatori collegati, in particolare vedo Tiziano Barone, che era il facilitatore del primo tavolo accesso ai servizi attraverso l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale. Intanto grazie Tiziano per la tua collaborazione. Come è andata e che cosa è emerso dal tuo tavolo? I nostri utenti spesso hanno dei telefonini super, però non hanno né il tablet e nemmeno dei PC, e poi magari non hanno neanche la banda disponibile. Di conseguenza l'aiuto che può essere dato sul versante degli strumenti deve essere in qualche modo mirato in modo preciso. C'è un rischio di analfabetismo importante da considerare, perché questa situazione potrebbe appunto portare all'emarginazione pezzi di popolazione dal punto di vista proprio della capacità di stare sul mercato del lavoro, e quindi di aggiornamento delle competenze e soprattutto di gestione della transizione da un lavoro a un altro. Il tema impatto digitale su situazioni particolari di disabilità e di svantaggio è particolarmente rilevante, perché in queste situazioni diventa importante il contesto in cui viene fatta la formazione, quindi la possibilità di avere poli di aiuto, di accompagnamento distribuiti nel territorio. Non mi nascondo che l'idea delle palestre digitali distribuite nel territorio è una idea abbastanza condivisa dal gruppo, proprio per poter avere dei punti nei quali sia informarsi, sia essere sostenuti, sia essere accompagnati nella gestione dei servizi. Tenete conto che il 60% dei nostri disoccupati non ha competenze o strumenti digitali adeguati. Stiamo parlando che i nostri disoccupati sono annualmente circa 140.000 e a livello di stock stiamo parlando di almeno 200.000 persone. Che il 60% abbia difficoltà digitali dice che dobbiamo lavorare su numeri molto importanti. Un'altra, e concludo, un'interessante sollecitazione è nata mettendo insieme il tema del volontariato con il tema del digitale. C'è tutto uno spazio che potrebbe essere riempito dal cosiddetto volontariato, che potrebbe aiutare sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista degli strumenti. Penso per esempio agli empori alimentari e quindi gli empori digitali che potrebbero essere avviati, e su cui probabilmente, organizzando un po' meglio le energie del volontariato, penso a chi ha tempo libero, disponibilità e può insegnare, aiutare, favorire da una parte, e dall'altra invece gli strumenti che possono essere riattivati appunto nella logica dell'emporio digitale. Secondo me questi due elementi, cioè del volontariato sia sugli strumenti che sulla formazione, potrebbe essere un'energia da in qualche modo da raccogliere, oltre chiaramente a tutto ciò che c'è già dal punto di vista dei soggetti accreditati alla formazione, all'istruzione, al lavoro, ma di questo, come dire, è un po' più facile. Questo è un po' il giro delle cose importanti. Grazie a Tiziano Barone, interessante quest'ultimo spunto sull'energia del volontariato da qualche modo valorizzare nell'ambito di contesti esistenti come le palestre digitali. E anche lo spunto iniziale sul maestro Manzi probabilmente va rivisto con un altro influencer, ma sicuramente è uno spunto da tenere in considerazione. Grazie ancora a Tiziano Barone. Passerei la parola a Gianni Martari, che vedo collegato, che è stato il facilitatore del tavolo 2, competenze del futuro per sostenere le transizioni di lavoratori e di imprese. Ecco, di te Gianni, com'è andata? Molto bene, molto intensa direi. Intanto grazie dell'opportunità. Io nel frattempo
dovrei essere andato in condivisione, giusto così per tenere, so che ho poco tempo, però abbiamo cercato insieme di costruire davvero una immagine condivisa e con degli elementi partecipativi. Quello che ci siamo posti come obiettivo è proprio quello di provare a costruire una percezione a più mani di quella che è visto che in digitale, sul tavolo erano presenti prevalentemente operatori del mondo del lavoro e agenzie che si occupano di questo. Io che arrivo dal mondo dell'education, dal mondo dei giovani, ho attinto a piene mani, quindi abbiamo cercato di costruire appunto una percezione condivisa di quello che è il contesto, e adesso vi farò vedere quelli che sono alcuni degli output emersi. Ci siamo posti il problema che è strettamente attuale di un doppio passaggio, quello della generazione Y, che probabilmente sta entrando in luoghi di potere o decisionali, quindi negli ambiti aziendali in cui ha la possibilità di incidere fortemente, e al contempo l'ingresso nel mondo del lavoro di quella che viene definita generazione Z, e quindi siamo andati a mapparne alcune percezioni, alcune caratteristiche chiave. Ultimo esercizio che abbiamo fatto è invece quello legato a provare a capire da dove si parte per facilitare, per aiutare la transizione digitale delle persone e delle aziende. Per cui vado velocemente, scusatemi se ci sarà un po' uno slideshow veloce. Questo è il primo risultato partecipativo di quello che è la percezione del mondo del lavoro di oggi. Vedete che campeggia, sono ben evidenti alcuni delle parole chiave che gli ospiti che avevo al tavolo hanno voluto rendere più evidenti, quindi il concetto di flessibilità, chiaramente il digitale, e una duplice visione, quella legata alle opportunità, ma anche, come si può dire, dall'altra parte, il contraltare è quella legata al disorientamento, alla complessità del mondo del lavoro che stiamo vivendo, alla velocità di questo, e quindi l'importanza da qui delle competenze e quindi della necessità in qualche modo di un apprendimento continuo, e la grande rilevanza che trovate esattamente sotto la parola flessibilità delle competenze trasversali. Questa è la mappa che è emersa dal confronto. Abbiamo fatto poi un quadro di alcuni dati sulla pandemia, sulla domanda di lavoro, su quello che è l'effetto della pandemia. La secondo esercizio che abbiamo fatto, è legato allo scenario. Come vi dicevo prima, se il contesto lavorativo è fortemente condizionato dalla situazione attuale che stiamo vivendo post-pandemica e dalle grandi trasformazioni tecnologiche in primis e legate alla sostenibilità, legate all'Agenda 2030, e quindi una forte attenzione sia nei consumi che in tutto il comparto, si sta muovendo in maniera molto molto evidente anche appunto l'attenzione, l'affermazione anche nei contesti aziendali appunto di logiche legate alla sostenibilità, non solo green, non solo economica, ma anche legata appunto a un concetto di sostenibilità integrale, quindi connessa anche con la dimensione sociale e l'impatto. Se dovessimo guardare qualche anno avanti e quindi immaginarci uno scenario, dobbiamo guardare alla generazione Z, e questa è la percezione, almeno dal tavolo sono emerse queste caratteristiche. Quindi una generazione che sicuramente è fortemente istruita, è fortemente predisposta al digitale, è smart, ma allo stesso tempo è disorientata, ha un approccio alle istituzioni non proprio consono, quindi fa dell'informalità e quindi della rottura a volte degli stereotipi e delle modalità di porsi anche nei contesti aziendali, che a volte è disorientante per la stessa azienda, però ha il suo arco, ha una forte attenzione ad esempio all'etica, al work-life balance, e porta in dote tutta una serie di predisposizioni appunto nell'interpretare, nel portare i propri bisogni, ma anche nell'interpretare soluzioni mediate da tecnologia. Questa è un po' l'analisi che abbiamo fatto, poi abbiamo visto un bel po' di caratteristiche della generazione Z e siamo arrivati un po' a un quadro che è questo, no? di
ci troviamo di fronte sostanzialmente a un doppio cambio. Dicevo prima, i millennial che entrano in posizioni decisionali e la generazione Z che entra nel mondo del lavoro. E quindi una delle traiettorie che poi abbiamo individuato come leva d'azione è proprio quella di provare a costruire un'alleanza intergenerazionale. Centrata su cosa? Questa è l'altra mappa che abbiamo generato, centrata sulla formazione continua, sulla riorganizzazione dei ruoli all'interno dell'azienda, chiaramente sull'adozione di sistemi digitali sia di dialogo che di confronto, l'attuazione reale di quello che è il concetto di smart working e non il lavoro da casa con gli stessi orari, gli stessi tempi e il timbro di cartellino da remoto. E questa è un po' diciamo la mappa. Faccio notare come le prime due mappe avessero una forte concentrazione, quindi abbiamo trovato delle parole chiave molto evidenti anche a voi che guardate questa restituzione. In quest'ultima risulta forse un po' meno chiara, proprio perché c'è stata pur mantenendo il numero di contribuenti medesimo, perché eravamo circa una ventina, è molto dipanato e quindi non c'è ricorsività, non c'è grande condivisione su il concetto appunto di da dove partire, come agire, cosa facciamo domani per innescare il sostegno alla transizione dei lavoratori delle imprese verso il nuovo mondo del lavoro, verso le tecnologie e quant'altro. In questo senso abbiamo portato 4 linee d'azione, 2 legate diciamo al concetto di persona e quindi al singolo, che investono il singolo, e l'idea appunto che il lavoratore del futuro e l'azienda del futuro potranno trovare giovamento se la persona è fortemente centrata sul proprio progetto di vita, ovvero sulla propria dimensione professionale, sulla propria dimensione etica e sul proprio ruolo territoriale. E quindi l'idea di avere dei sistemi di orientamento lungo tutto l'arco della vita, cioè l'accompagnamento, la facilitazione delle persone, dati gli obiettivi, ad avere un supporto per il raggiungimento nel minor tempo possibile degli stessi. E chiaramente va da sé dei sistemi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, anche se questo è un concetto che magari viene considerato come vetusto perché 10-15 anni che è nell'agenda politica a tutti i livelli, crediamo che in qualche modo non sia ancora entrato in maniera fattiva, ovvero sono pochi tra di noi coloro che annualmente pianificano ad esempio un piano di formazione per aumentare le proprie skills in una logica appunto di apprendimento continuo. Lato impresa, per diciamo entrare fattivamente e facilitare i processi di transizione al digitale e al nuovo e al futuro, crediamo siano centrali la condivisione dei valori, quindi anche la costruzione di valori qualora non fossero evidenti, e quindi lavorare più su una creazione di una community di lavoratori connessi con la visione valoriale e soprattutto connessi all'impatto sociale che l'azione imprenditoriale porta sul territorio. Queste sono le 4 direttrici che ci sentiamo di consigliare, insomma, che sono emerse da un minimo dibattito da questo tavolo di lavoro. Grazie a Gianni Martari, molto interessanti queste 4 direttrici assieme a quello spunto sul patto intergenerazionale, ovviamente anche su quel dettaglio marginale, ma in realtà che tu hai sottolineato molto bene, come quando si tratta di creare un ponte tra generazioni spesso, mentre si è d'accordo nel crearlo, su come crearlo, da dove partire diventa più difficile. E sicuramente il digitale può essere d'aiuto anche rispetto a questa traiettoria. Ultimo tavolo, ma non meno importante, passo la parola a Carlo Pasqualetto, dematerializzazione, smart working, impatto sulle organizzazioni. A te Carlo. Sì, grazie mille, buongiorno a tutti. Anche la nostra è stata una conversazione interessante che si è basata, come vedete da queste slide, sul tema della dematerializzazione e sullo smart working. Il nostro obiettivo quindi era proprio quello di confrontarci su questa tematica. Ci siamo dati anche un po' un obiettivo nella nostra tavola rotonda, nel nostro tavolo di co-design, cioè riuscire poi a condividere con voi quello che stiamo facendo in questo momento, e speriamo di esserci riusciti, alcuni input di valore che possono aiutare a redare l'agenda digitale del Veneto 2025. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da una definizione che ci sembrava importante, abbiamo abbracciato quella
dell'osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano, dove definisce questo smart working o lavoro agile, quindi il nostro sinonimo italiano l'abbiamo individuato in lavoro agile, sul tema di una nuova filosofia manageriale, che si basa poi su 4 pilastri fondamentali, cioè la revisione della cultura organizzativa, la flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro e infine dotazione tecnologica e spazi fisici. Quindi ci siamo allineati su questo, diciamo, codifica di parlare allo stesso modo con gli stessi termini, che vedremo che ci servirà successivamente, e successivamente abbiamo un po' individuato quali sono in generale i vantaggi e gli svantaggi dello smart working, in cui si vede che alcune tematiche vengono viste da una parte come un vantaggio e come uno svantaggio, e da altri come uno svantaggio. Forse quella più interessante è proprio il tema della produttività, cioè come per alcuni si è più produttivi quando si è in un'attività durante lo smart working, per altri invece bisogna essere produttivi, si è produttivi solamente quando si è nel luogo fisico dal punto di vista dell'organizzazione fisica. I vantaggi li abbiamo divisi per azienda, lavoratori e ambiente, mentre gli svantaggi li abbiamo tenuti diciamo generici e più che toccassero tutte le varie tematiche. Poi abbiamo visto un talk che c'è sul TED interessante di questo Matt Mullenweg, che è il fondatore di WordPress, è considerato una delle 50 persone più importanti nel web a livello mondiale, e lui racconta che la sua organizzazione è completamente diffusa, cioè loro non hanno un ufficio, lavorano tutti in smart working in qualsiasi parte del mondo e poi una volta all'anno si ritrovano in un luogo fisico per una settimana per condividere i valori, per condividere, diciamo, empatia tra i colleghi, ma di base il paradigma è rovesciato, cioè si lavora a casa e ci si rivede solo una volta durante l'anno in un luogo fisico. Ci siamo posti delle domande aperte che potessero in qualche modo ispirare il nostro tavolo e abbiamo iniziato il nostro confronto. Il risultato, gli input che diamo come tavolo sono: il primo l'abbiamo sottolineato in maniera forte ed è stata abbracciata da tutti i partecipanti a questo tavolo di co-design, e cioè sullo smart working non si torna indietro. È stato fatto moltissimo durante il Covid per abilitare le organizzazioni a lavorare in questa modalità. Non si sono risolti tutti i problemi, c'è ancora molto da fare, ma il messaggio che vuole dare questo tavolo è che non si deve tornare indietro. Cioè, lo smart working è un'evoluzione del rapporto lavorativo, ha pro e contro, ma sicuramente non ci si può fermare adesso, anzi bisogna investire ancora di più. Investire in che modalità? Beh, intanto il tavolo non si sente di vedere, di rappresentare un futuro un po' come quello che ci è stato presentato da Matt nel talk, e cioè che sia completamente smart working, ma l'idea è che ci sia una gestione del lavoro ibrida, quindi con alcune giornate presso l'ufficio e altre in cui si lavora da casa. Quindi più, diciamo, equilibrato la visione di questo tavolo e quindi più fiducia in un contesto ibrido, però c'è necessità importante di investire sulla cultura e la formazione a supporto dello smart working. Abbiamo detto che è una filosofia manageriale, ecco, bisogna investire in maniera importante per supportare la cultura e la formazione delle persone nell'abbracciare questa filosofia manageriale. E quindi abbiamo parlato perfino di e-leadership, un concetto estremamente interessante che è stato sottolineato. Quindi sostegno allo smart working prima di tutto con la formazione a questo tipo di filone manageriale. Poi dal punto di vista delle tecnologie abilitanti abbiamo sottolineato l'importanza del cloud e tutto quello che è il vasto mondo della digitalizzazione documentale, e in generale comunque investire sul minimizzare il digital divide, ma stando attenti che a detta del tavolo non deve diventare una scusa. Cioè il digital divide esiste, ci sono alcune aree del paese in cui ci sono delle problematiche, in generale nella nostra regione viene percepito che ci si può organizzare per riuscire a risolvere queste problematiche. Ciò non toglie che bisogna continuare nello sviluppo delle processi. Abbiamo sottolineato il tema, come ho detto all'inizio, di parlare la stessa lingua, questo proprio perché bisogna creare delle codificazioni comunicative e anche degli strumenti stessi per fare in modo che poi si possa collaborare non solo all'interno della stessa organizzazione, ma anche con altre organizzazioni, con gli stessi strumenti e con le stesse modalità. Questo per promuovere ancora di più dopo un concetto di ecosistema del lavoro agile sicuro. E infine una sottolineatura: attenzione alla sicurezza. Quando un lavoratore lavora presso
un luogo che non è l'ufficio, abbiamo visto che non è detto che sia casa sua, ma che sta anche il filone dei cosiddetti nomadi digitali, bisogna sempre metterlo nella condizione di poter gestire la sicurezza sua, ma anche delle informazioni che tratta e anche dei rapporti che mette in campo. Ecco, questi sono un po' i risultati del nostro tavolo di lavoro. Grazie Carlo, molto interessante, lo slogan non si torna indietro, ma anche gli spunti sul lavoro ibrido e soprattutto quel passaggio su quanto sia fondamentale la leadership in questo caso. Il cambiamento del lavoro passa necessariamente anche per un cambiamento delle pratiche manageriali e quindi per un percorso di formazione ad hoc anche per i manager delle strutture pubbliche e private. Adesso vi ringrazio ancora veramente i 3 facilitatori, quindi Tiziano Barone, Gianni Martari e Carlo Pasqualetto, per l'egregio lavoro che avete fatto a voi e a tutti i partecipanti di questi tavoli. Prima di passare alle conclusioni del dottor Borgo, un sincero ringraziamento all'area Capitale Umano coordinata dal dottor Romano e a tutti i suoi collaboratori che ci hanno permesso di organizzare la giornata odierna in maniera così efficace. Un ringraziamento al Comune di Vicenza e al Coordinato Vicenza che ci ospita in questo bellissimo Innovation Lab e ovviamente un ringraziamento anche a Veneto Innovazione che ci sopporta in questo percorso, in questa maratona su nuovi incontri nel territorio per costruire l'agenda digitale del Veneto. Dottor Borgo, a lei le conclusioni. Un rilancio, veda lei perché come al solito è sempre difficile decidere se sono conclusioni o sono rilanci. Esatto, allora visto che siamo rimasti in orario ne approfitterei anche per fare una piccola parentesi, no? Nel senso che spesso ci troviamo a parlare ma l'obiettivo lo perdiamo di vista. No? Oggi siamo trovati a parlare di un tema specifico ma in realtà siamo su un percorso che andrà a costruire quello che è la nostra agenda digitale. No? Ma che cos'è la nostra agenda digitale? Al di là di essere un documento programmatico e il nostro impegno, diciamo l'impegno delle regioni, l'impegno strategico per promuovere quella che è l'economia digitale, è anche un documento che poi ci dà anche degli impegni, tanto è vero che poi nella precedente stagione del nostro documento dell'agenda digitale abbiamo portato a casa alcuni risultati. Ricordo che grazie anche all'agenda digitale abbiamo finanziato i 10 Innovation Lab nella regione del Veneto, di cui ci troviamo oggi qui in uno di essi, e attraverso il quale poi sono state finanziate anche 125 palestre digitali in tutto il Veneto. Ricordo che poi sempre attraverso l'agenda digitale siamo riusciti anche a far nascere quelli che sono i SAD, i soggetti di aggregazione digitale del territorio, che hanno aggregato 273 comuni proprio per promuovere la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Poi abbiamo anche attraverso la nostra agenda digitale sviluppato anche delle piattaforme abilitanti per facilitare l'erogazione dei servizi verso i cittadini. Piattaforme grazie alla quale abbiamo raggiunto alcuni risultati, ricordo solamente 3 di risultati. La Regione Veneto è la prima regione italiana ad essersi dotata di una piattaforma per la gestione delle ZTL. Ricordo poi che nell'ambito anche di questo abbiamo le nostre piattaforme permettono a 200 comuni di erogare servizi verso i cittadini. Ultima, ma non è più la meno importante, attraverso la piattaforma di pagamenti digitali, la Regione Veneto è la prima regione italiana come numero e come anche importi di transazioni sui pagamenti digitali. Ecco, tutto questo diciamo è quello che ci ha permesso in questi anni l'agenda digitale. Oggi siamo qua invece a parlare di un tema ben specifico. Più che facendo alcune considerazioni, oggi mi è venuto in mente un aforisma proprio, un aforisma orientale, dove si diceva che quando il saggio indica la luna, lo stolto vede il dito. No? Questo perché dico questo? Perché in realtà quando si parla di trasformazione digitale si pensa sempre a grandi tecnologie, si pensa a piattaforme, si pensa a strumenti, ma si dimentica sempre che l'obiettivo finale è il servizio al cittadino. Il servizio al cittadino che non è composto da strumenti, ma è composto anche da persone, da competenze, da capacità. Mi è venuto in mente questo perché il tema che si riassume oggi, si è sempre parlato di competenze per il lavoro, competenze per la trasformazione digitale. Ecco, se la piattaforma, quindi se la Regione sviluppa la propria trasformazione attraverso le piattaforme, la Regione non deve dimenticare effettivamente, l'agenda digitale non deve dimenticare che il vero capitale, il vero valore non sono le piattaforme, la tecnologia, bensì il capitale umano che grazie alle proprie competenze può trasformare effettivamente digitalmente il nostro Paese. Per cui è un tema che penso ne faremo molto tesoro oggi di quello che abbiamo raccolto, e sarà un tema molto importante perché ricordo sempre che
il famoso DESI che indica un po' qual è lo stato di avanzamento e sviluppo digitale di un'economia, vede l'Italia effettivamente un po' agli ultimi posti. Paradossalmente poi sul numero dei servizi però digitali si posiziona molto bene, però non vengono usati questi servizi. Non vengono usati per due motivi. Il primo perché effettivamente, come abbiamo visto il risultato oggi, l'alfabetizzazione dei cittadini è una cosa fondamentale, è importantissima, ma è molto importante anche la cultura digitale di chi opera nella PA, perché deve sapere costruire dei servizi che siano usabili, perché altrimenti se usiamo dei servizi troppo complessi il cittadino non li usa o per incapacità oppure perché effettivamente a un certo punto, abituato con un click mi acquisto una casa, immaginiamo per fare un pagamento se devo fare 25 click e sperare incrociatamente che vada bene la transazione. Questo è un elemento un po' a volte snervante. Ecco, quindi il tema delle competenze sarà un tema fondamentale che occuperà grande spazio nella nostra agenda digitale. Prima di chiudere però vorrei aggiungere una cosa. Hai ringraziato tantissimi in questo momento qua, io vorrei fare un ringraziamento fondamentalmente a chi, diciamo, ha messo in piedi tutta questa organizzazione per fare anche tutto questo percorso che noi stiamo facendo e che faremo anche nei prossime settimane. Quindi, se mi permette, ti ringrazio Luca di tutto questo perché sei stato un po' l'autore di tutta questa macchina. Quindi grazie ancora e grazie anche e soprattutto a chi ci sta ascoltando da remoto. Bene, con questi saluti finali e questa conclusione del dottor Borgo ci rivediamo il prossimo 11 ottobre a Verona, dall'Innovation Lab di Verona, dove tratteremo il tema mobilità e trasporti. Grazie a tutti e buona giornata.